La giornata dell'uomo lavoratore era finita, ma cominciava la vita fantastica dei folletti, delle fate, degli spiriti erranti. Le Janas, piccole fate che durante la giornata stanno nelle loro dimore a tesser stoffe d'oro in telai d'oro, ballavano all'ombra delle grandi macchie di Filirea, mentre i giganti s'affacciavano fra le rocce dei monti battuti dalla luna. Specialmente nelle notti di luna, tutto questo popolo misterioso anima le colline e le valli. L'uomo non ha diritto a turbarlo con la sua presenza, come gli spiriti hanno rispettato lui durante il corso del sole. È dunque tempo di ritirarsi e chiuder gli occhi sotto la protezione degli angeli custodi. Canne al vento, grazie ad Eledda. Ciao creature e benvenute al primo episodio del podcast di Ombre di Luna. Io sono Sammy e nel corso di queste puntate andremo alla scoperta dei miti e delle leggende più oscure della Sardegna e di altre culture nel mondo. Se ancora non lo avete fatto, vi invito ad ascoltare la puntata 0, che fa da introduzione a tutto il podcast e spiega bene cosa vedremo nel corso di questi episodi. In questa prima puntata parleremo delle creature più note del folklore sardo, donne fatate di incredibile bellezza, le Janas, che abitano in grotte o strutture scavate dentro la pietra, note come Domus de Janas, ovvero case delle Janas. Il nome delle Janas ha un'origine molto interessante. Wagner, che è considerato il padre della linguistica sarda, sostiene che il nome delle Janas ha la sua radice nella dea Diana, la dea romana, che durante la dominazione venne adottata come divinità di riferimento al posto dell'antica dea madre. Infatti si sente un po' questa D all'inizio della parola Janas, da non confondersi invece con la parola Ianna, porta in logudorese. Mentre la Giana rimane sulla dea Diana, dea della notte e della luna, che vive in solitudine e viene descritta come una cacciatrice abitante dei boschi. Il fatto che fosse anche una dea vergine potrebbe essere il motivo per cui nel nuorese la Janas venga anche indicata Birghine o Virgine, ovvero vergine. Questo collegamento tra Diana e le donne magiche lo ritroviamo anche in altre lingue mediterranee. Ad esempio in napoletano la strega è detta Iannara, in portoghese Ya e in toscano antico Iana. Nelle leggende sarde, le Janas vivono dentro grotte o abitazioni scavate nella pietra. Non sono riuscita a capire se il nome dei siti archeologici derivi direttamente dal nome delle Janas. Sta di fatto che tradotto Domus de Janas significa letteralmente case delle fate e sono stati catalogati come siti funerari di epoca prenuragica. In Sardegna se ne contano più di 2400 e in tantissime di queste ci sono elaborate strutture e alle pareti incredibili decorazioni. Sono simboli che oggi chiameremo esoterici, ma sono legati agli antichi culti prenuragici, come ad esempio spirali, teste di toro e finte porte. Ed ecco che infatti tornano le porte. Lungo i secoli le domus hanno mantenuto quest'aura di luoghi magici e avvolti dal mistero. Queste strutture sono pensate per essere come le case dei viventi. E infatti non è difficile immaginare delle donne intente alle loro faccende domestiche. E queste donne sono appunto le Janas, donne però fatate, che passavano le loro giornate a tessere meravigliosi tappeti ed arazzi, intrecciando fili di tessuto prezioso, tra cui anche l'oro. Capita che in molte leggende l'arazzo che le Janas stanno tessendo non è altro che il destino degli esseri umani protagonisti di queste leggende. E come accade per le parche nella tradizione romana e per le norne della mitologia norrena, la loro attività è legata al futuro e quindi parla inevitabilmente di morte. Accade così che la domus, la casa delle Janas, non è più solamente una casa, ma un luogo magico in cui avviene la formazione e la trasformazione dei destini dell'umanità. Un luogo di passaggio, di trasmutazione e di cambiamento. E che cos'è la morte se non il simbolo per eccellenza del cambiamento? Si tratta di uno stato della non esistenza, un luogo o un non luogo, in cui chi vi si avventura una volta entrato non sarà più. Ma non finisce certo così. La morte per gli antichi era solo una fase che precedeva l'inizio di qualcosa di nuovo.
e nel circolo continuo di vita, morte e di nuovo vita. In questo senso la morte non era la fine, ma l'inizio di qualcos'altro. I protagonisti umani delle leggende, una volta che si avventurano dentro le case delle Janas, quando escono non sono più gli stessi. A volte uscivano da lì con tesori incredibili, altre volte invece con doni immateriali, come ad esempio abilità e capacità del tutto nuove. Oppure capitava anche che vedessero esauditi desideri irrealizzabili. Un marito, un figlio, un'eredità, oppure la risoluzione di qualche sciagura. E sebbene queste leggende spesso parlino di un tesoro fatto di tappeti preziosi, monete d'oro e gemme luccicanti, con tutta probabilità, così come avviene per altre parabole, questo è da intendersi come la metafora di una conoscenza ultraterrena, sconosciuta e inaccessibile agli esseri umani. Ma c'è un ma. Bisogna fare molta attenzione a non disturbare il lavoro delle Janas, altrimenti si verrà colpiti da una grandissima sventura. Perché chi osa superare la soglia delle abitazioni delle Janas senza essere invitato, varca il confine che separa il reale dal fantastico. E senza la giusta riverenza, chi osa varcare quella soglia compie un danno non solo alla Jana, ma anche a se stesso. Perché il furto, la sottrazione di un bene prezioso, il prendere senza dare, in realtà è proprio la conoscenza senza comprensione. Il voler sapere a tutti i costi qualcosa che non dovrebbe essere accessibile, perché quel sapere è prezioso e bisognoso di protezione. E infatti le Janas sanno essere molto vendicative. Quando non sono raffigurate come gentili e quiete, le leggende le descrivono con un carattere capriccioso e volubile. Lanciano maledizioni, fanno dispetti e privano i protagonisti di qualcosa a loro caro. Il risultato è che anche a livello linguistico la Jana non è più vista come qualcosa di positivo. La mala Jana è la mala sorte, Sumarajani è la volpe scaltra e astuta che fa molti danni ai poveri allevatori. E così pure la Yanemele nel nuorese, cioè la donnola, è un altro animaletto pestifero che preda gli animali da cortile. Ecco, qui ci scontriamo per la prima volta con un fenomeno che però ritornerà molto nel corso di queste puntate. E come se ritornerà. Dovete sapere che il motivo per cui spesso troviamo l'accostamento tra figure del folklore ed eventi nefasti è da ricondursi all'opera di demonizzazione che è stato compiuto durante il periodo di conversione prima e sedimentazione poi della religione cristiana. Infatti tutte le figure pagane sono state marchiate come demoniache, malvagie e dunque da allontanare e rifuggire, men che mai da andare a cercare. E così pure la morte, da insegnante di vita, diventa, aperte virgolette, l'ultimo nemico da sconfiggere, chiuse virgolette. E le Janas, con i loro poteri magici, si trasformano in creature pericolose e portatrici di sventura. Le leggende e le storie della mitologia di un popolo funzionano un po' come gli scavi archeologici. La stratificazione di tradizioni porta alla commistione e talvolta anche alla confusione dei racconti e dei loro significati. Così come avviene per la stratificazione del terreno, dove in uno stesso luogo possiamo trovare reperti di epoche molto lontane tra loro, così accade per il folklore. È compito dell'archeologo distinguere i vari reperti per attribuire a ciascuno di essi la sua datazione e successivamente capire a cosa servisse. Quando parliamo di storie e leggende, allo stesso modo, è compito di antropologi, studiosi di psicanalisi e di tradizioni, non solo di andare a cercare il simbolismo celato dalle fiabe in sé, ma anche di districarsi nella matassa di tradizioni orali che si sovrascrivono ogni qualvolta in cui una cultura si trasforma. Questo è vero soprattutto quando una cultura diventa dominante, fagocitando quelle sottostanti. È un fenomeno del tutto naturale, ma che comporta non pochi problemi nel delineare i tratti specifici di una popolazione molto antica, come appunto quella prenuragica di cui stiamo parlando oggi.
Nell'analisi della leggenda della chiesa di Sorres, vicino a Sassari, Claudia Zedda arriva a individuare nel furto una vera e propria violenza che viene compiuta ai danni della Janas, protagonista della storia. E come accade in molte altre fiabe, il furto rappresenta la sottrazione di un bene molto più prezioso di oro e gioielli. Fenomeni troppo dolorosi e che vengono camuffati da qualcos'altro. I miti servono veramente a questo, perché trasformano la realtà in qualcosa di meno complicato e quindi più facile da comprendere. Le Janas hanno delle cugine molto simili in un'altra grande isola europea, che sono parte di un altro popolo fatato e che ritroveremo altre volte nel corso delle nostre puntate. Parlo del popolo Shii, scritto S-I-D-H-E, ovvero il piccolo popolo irlandese. Le fairies sono molto più magiche delle Janas, sono dotate di ali e non abitano nel nostro mondo, benché lo visitino spesso per trovare compagni e compagne. Visitano il nostro mondo con l'atteggiamento di regnanti che vanno in visita nei loro possedimenti. Dispensano tesori o malefici a seconda del loro capriccio. Questa ambivalenza tra bene e male, generosità e l'essere capricciosi lo ritroviamo anche nelle Janas. Accomuna entrambe le tradizioni, infatti, però le fate irlandesi si spingono molto oltre. Arrivano infatti a rubare donne e bambini, sostituendoli con altre creature fatate, che vengono chiamate changeling. Arriviamo qui a una differenza sostanziale tra le due tradizioni. Sembrerebbe infatti che il popolo Shii abbia un regno tutto suo, con regole e strutture sociali ben definite. In Sardegna, invece, il mondo degli esseri umani è in condivisione con quello delle creature magiche, separati eppure uniti, in una sorta di metadimensione che sta accanto a quella comune, ma che non è di facile accesso. L'abitazione delle Janas non è una porta verso un mondo fatato, è essa stessa il luogo fatato, un luogo potente, magico e perciò sacro, separato da quello dei comuni mortali, e chi non vi si approccia coi dovuti modi sarà maledetto. Di certo, l'incontro con queste creature lasciava un segno indelebile nelle vite degli esseri umani, tale che non sarebbero mai più stati gli stessi di prima. E questo, gli uomini e le donne sarde lo sapevano, però era quell'inaccessibile che allo stesso tempo li attraeva, non solo per la promessa del tesoro, fine a se stesso, ma per il mondo magico che la Domus rappresentava. Ma nel momento in cui essi si fossero approcciati con l'inganno e avessero sottratto quel tesoro, la vendetta delle Janas sarebbe stata tremenda. Quel voler riappropriarsi di un tesoro, il voler sottrarre loro gli arazzi preziosi, non è per il valore dell'oggetto in sé. Quello che loro cercavano di sottrarre alle Janas era un bene molto più prezioso, e cioè la conoscenza sul loro futuro, la conoscenza sulla loro morte. I sardi hanno cercato quindi di raccontare di un qualcosa che sfugge completamente al loro controllo. Il fato e il destino sono imprevedibili e ingovernabili. E guardate che la radice della parola è veramente la stessa. Il fato, presso i latini, era il detto di una divinità, qualcosa che una volta detto era irrevocabile, un destino al quale non era possibile sfuggire e che portava inevitabilmente alla morte. Le fate sarde, come abbiamo visto, conoscono il destino degli esseri umani. Rubando quel tappeto, rubando quel tesoro, essi stavano riprendendo il controllo sul loro destino, ma a un prezzo molto molto caro. Coloro che invece si sono avvicinati con rispetto, allora questi riceveranno doni e favori da parte delle Janas. Proprio dentro quelle costruzioni scavate nella pietra, le Janas tessono i fili del destino degli esseri umani, rimosse dal quotidiano, eppure visibili. Nelle loro mani si pensava che giacesse il destino di tutta l'umanità. E nelle notti silenziose, al centro della foresta, in presenza di un'inaspettata grotta o un tumulo pieno di aperture, forse potreste sentire il delicato suono di un telaio che costruisce la trama dell'esistenza dell'umanità intera.
E siamo così arrivati alla fine di questa prima puntata. Io vi invito a cliccare sul link in descrizione per andare al mio articolo di blog, dove troverete fonti e approfondimenti sull'argomento. Ora tocca a voi, scrivetemi nei commenti le vostre storie sulle Janas e cosa ne pensate di queste creature. Finita la puntata andrò subito a leggervi. Io vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia e vi do appuntamento al prossimo lunedì con una nuova leggenda. Ciao creature, buonanotte.